Attenderemo ancora e speriamo in un tavolo di definire la quadra dei candidati, che venga scelto il meglio, però se alla fine non ci sarà una quadra siamo pronti a tutto, Anche a correre da soli. anche a correre da soli. L'accelerazione di Fratelli d'Italia non è ovviamente un caso e arriva nei giorni in cui all'interno della Lega si vive un vero e proprio psicodramma, con i meloniani che non sono disposti ad attendere gli alleati nelle decisioni di Gian Antonio Darè in fase di espulsione dal Carroccio, anzi dicono si è aspettato fin troppo. Diciamo da un po' di mesi che mi sono incontrato appunto col segretario della città di Vittorio Veneto, Parrella della Lega, e più volte ho sollecitato: decidete tra un candidato e l'altro. Erano due, Giovanni Braido e l'altro candidato vice sindaco Posocco, però purtroppo siamo andati avanti un po' troppo con i tempi e ho deciso di prendere assieme agli iscritti posizione e finalmente proporre anche il nostro candidato. Ecco quindi Fabio Denardi, imprenditore 45enne, è lui il nome ufficialmente sul tavolo di una trattativa che si preannuncia in salita. È un nome importante, giovane, professionalizzato, che sia e possa essere un nome rappresentativo per la città, nell'ottica di dare al centrodestra un'alternativa importante e che consenta alla città di Vittorio Veneto di rimanere una città amministrata dal centrodestra. Il Carroccio locale intanto attende le mosse di Darè, che nelle prossime ore rientrerà da Bruxelles e potrebbe annunciare la creazione di una lista da capire se fuori o dentro il centrodestra, di sicuro parallela a quella Lega che lo sta espellendo. Io spero con tutto il cuore che il centrodestra sia unito, perché dimostra nelle altre regioni e nelle altre città dove il centrodestra è unito è vincente,